Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. La storia di Lara Lugli, la pallavolista citata per da anni perché incinta dalla volley Pordenone, di cui vi abbiamo raccontato ieri, ha fatto il giro d'Italia, suscitando reazioni trasversali al mondo dello sport e della politica. Sentiamo il servizio. Da un post su Facebook alle prime pagine dei giornali e reazioni trasversali dal mondo dello sport e della politica. Hanno fatto rumore le parole di Lara Lugli, schiacciatrice di Carpi, che su Facebook si è sfogata parlando della propria battaglia legale contro il volley Pordenone, dove giocò nel 2018-19 e contro cui il proprio avvocato ha fatto partire un'ingiunzione di pagamento per una mancata mensilità dopo lo stop al contratto per la gravidanza della giocatrice. Oggi quasi tutti i quotidiani nazionali ne parlano. Lara è in prima pagina su Repubblica, Corriere le dedica un lungo pezzo a firma di Gaia Piccardi, Gazzetta raccoglie le reazioni del mondo sportivo, telegiornali, trasmissioni di approfondimento danno spazio alla notizia e alle riflessioni che genera, legate non solo alle condizioni della donna ma anche a un dilettantismo troppo spesso senza regole. Tante le reazioni a partire dal sindacato dei giocatori di pallavolo AIP che dice ora basta, non possiamo più permetterci che una donna non possa sognare di avere una famiglia. Anche la politica si è fatta sentire sui social. Laura Boldrini ha tuonato: la colpa della pallavolista Lugli è quella di essere rimasta incinta, presenterò un'interrogazione. La vicinanza dal mondo dello sport è arrivata dalle parole di Tania Cagnotto alla Press. Cagnotto ha parlato di una vicenda che le ha suscitato rabbia e delusione. Una visibilità che ha portato la CNA del Friuli Venezia Giulia a dissociarsi dalla società pordenonese con la quale non ha nessun legame. L'associazione di categoria compare suo malgrado come sponsor sulla maglia dell'atleta in video e immagini pubblicate in questi giorni, foto d'epoca quando la pallavolista militava in A1 nella APOMI di Casalmaggiore. Il caso di Lara Lugli è stato portato all'attenzione del governo dal senatore pordenonese di Forza Italia Franco Dal Mas, mentre a Palazzo Madama si stava discutendo del decreto legge CONI. Sentiamo le sue parole. È una vicenda comunque che segna un atteggiamento a dir poco un po' prevaricatorio da parte della società, nella misura in cui con un po' di buonsenso forse la cosa è risolta. Io non so se sia vero che ci sono delle clausole secondo le quali se resto incinta automaticamente devo uscire dal rapporto che ho con la società. Non credo, mi auguro che queste cose non accadano, che queste cose non ci siano, e credo che sia diritto delle donne quello di poter avere una famiglia, farsi una famiglia, avere dei figli. E credo che non si possa dire che il caso di Lara Lugli ha creato un danno alla società perché è rimasta incinta. Questo credo sia semplicemente una misura troppo forte, quasi vergognosa, delle parole che non dovremmo usare. I valori dello sport non possono non tener conto anche delle esigenze di queste donne sportive che hanno diritto a poter avere una vita, non possono essere degli automi. E vorrei che il governo, vedo qui presente il sottosegretario Bergamini, anche il ministro, insomma, che questa cosa in qualche modo sia portata all'attenzione dovuta. La vicenda dell'ex pallavolista della volley Pordenone ha creato molto scalpore tra i pordenonesi rimasti colpiti che un caso simile abbia toccato la loro città. Chi prova vergogna, chi sdegno, chi parla di vicenda assurda, la storia di Lara Lugli ha toccato moltissimi pordenonesi colpiti dal fatto che una simile vicenda sia accaduta nella loro città. Io penso che sia una cosa vergognosa che nel 2021 dobbiamo ancora interagire con persone di questo tipo. Alla faccia della festa della donna e alla faccia della discriminazione oltretutto. C'è anche chi ricorda che da sempre c'è questa discriminazione. Io mi ricordo che quando sono stata assunta in ospedale hanno fatto il test di gravidanza perché era previsto il test di gravidanza, quindi ecco, queste sono sempre le solite cose che si ripetono sempre. Un colpo al cuore per donne e madri. Una ragazza così giovane, professionista, che fa il suo lavoro, comunque pagato poco, è una situazione così, voglio dire, ti colpisce, insomma, ecco. È difficile fare figli. Autonomia, i figli, sì, non abbiamo strutture, asili, supporti, per cui è ancora più difficile. Anche gli uomini si dicono sbigottiti per i termini usati. Una quando è incinta,
Uno se vuole essere mamma, diventare mamma, non vedo il motivo che non possa. È un fatto un po' increscioso, bisogna che la società si metta la mano sulla coscienza e vada avanti. Dopo la denuncia di Lara Lugli arriva anche la testimonianza di una mamma di Pordenone che racconta ai microfoni di Telefriuli di essere stata lasciata a casa dal lavoro appena comunicato di essere in dolce attesa. Ai colloqui si sfoga, chiedono sempre informazioni su eventuali gravidanze. Lasciata a casa, seduta stante, la colpa aspettare un figlio, la cosa in teoria più bella del mondo, peccato che la realtà sia diversa e così dopo il caso della pallavolista Lara Lugli emerge anche la storia della pordenonese Serena Sprio che si è sfogata ai microfoni di Telefriuli. In attesa del secondo figlio, a 30 anni faceva l'addetta in una mensa, ma... Ho detto che ero rimasta incinta e sono rimasta a casa proprio seduta stante perché appunto non potevo più lavorare per la gravidanza. E questo le ha fatto molto male? Sinceramente sì, tantissimo, anche perché una gravidanza dovrebbe essere una cosa bella e dal punto di vista del mondo del lavoro dovremmo essere ancora più motivate per questo. Perché comunque dare la vita a un bambino non può farti scegliere tra il lavoro e l'essere mamma, ecco. I due bambini le illuminano il mondo e un altro lavoro è arrivato, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo. Adesso sono tornata a lavorare, però ogni volta che si fa un colloquio di lavoro la prima cosa che si dice è ha intenzione di avere altri figli, di avere altre gravidanze. Questo è brutto, però insomma si spera che la mentalità del mondo del lavoro insomma, migliori per dare un futuro diverso a tutte le mamme. Ecco. Ha fatto bene quindi Lara Lugli a denunciare come sta facendo anche lei in qualche modo? Assolutamente sì, sono d'accordissimo con lei, assolutamente. Passiamo al report sul coronavirus. Oggi Friuli Venezia Giulia su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,55% in salita rispetto al 5,67% di ieri. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi con una percentuale di positività schizzata all'11,93%. I decessi registrati sono 11, nessuno in Friuli Occidentale, ai quali se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono saliti a 64, mentre quelli in altri reparti risultano essere 489, 11 più di ieri. Dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Sono 450.000 euro all'anno per 4 anni i fondi messi a disposizione da Servizi in Delega, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e Comune di Sacile per il Nostro Fiore, progetto di agricoltura sociale a San Giovanni di Livenza dedicato a persone fragili di tutto il Friuli Occidentale. 2 unità educative territoriali per 20 persone, 2 comunità residenziali per altre 10 e un'opportunità di inserimento lavorativo per 10 individui. Sono questi i numeri del Il Nostro Fiore, il progetto di agricoltura sociale dedicato alle persone con disabilità mentale e autismo, presentato nella sede dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Nato da una convenzione tra l'ASFO e il comune di Sacile, l'attività, che sarà sostenuta da tutti i 50 comuni dell'area vasta pordenonese, avrà sede a San Giovanni del Livenza, nella struttura che un tempo ospitava la comunità di San Patrignano. Dotato di una vasta area agricola, edifici residenziali, serre e 3 laboratori, ai quali si aggiungeranno un pozzo e una cucina di comunità, sarà gestito dalla cooperativa sociale Itaca e dall'azienda agricola ai grani. È stata aggiudicata una procedura di evidenza pubblica che ci ha permesso evidentemente di dare una risposta concordata con tutti i sindaci dell'area vasta pordenonese. È un'attività importante perché è un'attività in partnership che permette la presa in carico di soggetti con disabilità o comunque con problemi di fragilità che grazie anche ai dettami dell'agricoltura sociale e della presa in carico all'interno di un'attività produttiva che poi si concretizzerà anche attraverso l'allestimento di una fattoria sociale, ecco, noi siamo in grado quindi di erogare servizi come azienda sanitaria all'interno di un'area dove coniughiamo insieme sia l'aspetto più squisitamente sociosanitario e sia l'aspetto legato alle attività di produzione. Il Nostro Fiore sarà a regime entro l'anno e sarà sostenuto con 450.000 euro l'anno per 4 anni messi a disposizione dei servizi in delega dall'ASFO e dal comune di Sacile, che ha anche dato la disponibilità dell'area e delle strutture. Dopo tanti anni di lavori, di progettazione e di riflessioni,
e di, come dicevo, di progettualità arriviamo al dunque. Il soggetto affidatario è stato individuato, adesso partono proprio la parte operativa che vede tutti gli attori coinvolti in questa grande iniziativa. Ci sono tante persone che si stanno occupando di questo, in particolare anche la comunità locale di San Giovanni dell'Ivenza, che è stata vicina alla struttura anche nel suo lontano passato, quando vi era la comunità di San Patrignano. Andiamo a Pordenone. Domani, giovedì 11 marzo, sarà terminata la messa in sicurezza del Ponte Marchi situato in via Pola e parallelo alla ferrovia che ieri ha creato non pochi disagi al traffico. Sul ponte, in corrispondenza del cantiere, dalle 8:45 sarà introdotto il senso unico alternato fino al termine dei lavori che si concluderanno in giornata. In caso di particolare congestione del traffico sarà adottata una deviazione. Chi proviene dalla stazione ferroviaria o da via Cappuccini e si dirige verso la rotatoria dell'Hotel Santini dovrà girare a sinistra costeggiando il piazzale Marcolin e percorrere la Rivierasca, viale Martelli, via San Giuliano e viale delle Grazie. Chi invece proviene da viale Treviso o da viale delle Grazie verso il centro potrà comunque percorrere il ponte. Le deviazioni saranno segnalate sul luogo. E prosegue con successo la campagna di consegna dei 500 saturimetri acquistati dall'Anmil con il finanziamento di 10.000 euro messo a disposizione dal comune di San Vito al Tagliamento e destinati ai sanvitesi con particolari patologie a maggiore rischio. L'Anmil ha dato il via alla distribuzione dei dispositivi ai propri associati e alle associazioni delle categorie a rischio. La campagna si è estesa all'Associazione Famiglia Diabetici del Sanvitese e seguirà l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e altri sodalizi. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Elettroshock condotto da Daniele Micheluz che darà la parola alle donne. Grazie di essere stati con noi, buona serata.